Tragico incidente a Favara, perde la vita un tredicenne a bordo di uno scarabeo. Amministrative in Sicilia, 14 comuni in provincia di Agrigento. Si vota domani, domenica, dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'assessore del comune di Agrigento, Vaccaro, presenta l'ultimo progetto e annuncia le dimissioni. Al suo posto subentrerà il consigliere Sollano. L'Ordine degli Infermieri ed Omnia Congress organizzano corso di formazione sulla scena del crimine. Si parla della strage di Capaci. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Incidente stradale mortale ieri a Favara. A perdere la vita un ragazzo di soli 13 anni, Antonio Mendolia, che si trovava in sella ad uno scarabeo come passeggero. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Antonio Mendolia ha perso la vita, un ragazzo di 13 anni, in sella a uno scarabeo come passeggero. L'incidente stradale è avvenuto ieri alle ore 18 nella zona di Favara, conosciuta come Montagnè. La tragedia è avvenuta in via Portella, in un tratto di salita molto ripida. I due, secondo una prima ricostruzione, stavano viaggiando in discesa. Il mezzo avrebbe perso aderenza e sarebbe scivolato su un fianco, sbalzando fuori due passeggeri. L'impatto è stato letale per il giovane che si trovava dietro, che potrebbe essere stato sbalzato dalla sella e avrebbe sbattuto violentemente contro un muretto. I primi soccorsi sono stati prestati da un'infermiera che vive nelle vicinanze e che ha tentato di rianimare il giovane, ma senza successo. Buone invece le condizioni del guidatore del mezzo, che avrebbe riportato solo delle lievi escoriazioni, per il quale non è stato necessario ricorrere alle cure dei medici. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i vigili urbani. Per i rilievi di rito è giunto anche il sindaco Palumbo, che ha affermato come un giovane, una vita spezzata sull'asfalto è una notizia terribile, quella che oggi ci scuote come comunità. Ogni parola è superflua e siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore straziante. Oggi silenzio elettorale prima del voto di domani domenica 28 e lunedì 29 maggio per le elezioni amministrative in Sicilia. 14 i comuni agrigentini alle urne. Si vota domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15 con eventuale turno di ballottaggio nelle giornate dell'11 e 12 giugno. Tra i 129 comuni siciliani alle urne, 14 in provincia di Agrigento sono Burgio, Calamonaci, Cassofilippo, Cianciana, Grotte, Ioppolo Giancazio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro e Santo Stefano di Quisquina. Nei comuni fino a 15.000 abitanti si voterà con il sistema maggioritario a turno unico. Con popolazione superiore ai 15.000, ad esempio a Licata, si voterà invece con il sistema proporzionale, quindi con l'eventuale ballottaggio 2 settimane dopo il primo turno. L'assessore del comune di Agrigento, Giovanni Vaccaro, presenta il progetto di una scuola materna con annesso polo dell'infanzia alla Villa del Sole e poi rassegna le dimissioni che saranno protocollate lunedì prossimo. Subentrerà il consigliere Alessandro Sollano. Arturo Cantella. Assessore Vaccaro, una conferenza stampa oggi per annunciare delle novità. Quali? Iniziamo dal fatto che lunedì protocollerò le mie dimissioni, perché avevamo un accordo politico, quindi un accordo con il sindaco e con il gruppo che lo ha sostenuto, la parte quindi che riguarda l'onorevole Di Mauro. Al mio posto probabilmente entrerà il consigliere Alessandro Sollano, il quale ha aspettato ulteriori 6 mesi, perché ho detto al sindaco: un attimo, prima che io lasci la giunta voglio portare al termine un progetto che poi è un sogno che avevamo dal primo giorno in cui ci siamo insediati, che era la valorizzazione della Villa del Sole, perché credo che poi ad Agrigento la Villa del Sole sia la più importante anche dal punto di vista sociale. Allora cosa abbiamo fatto? Il primo giorno di insediamento siamo andati, io, sindaco, vice sindaco, mi sono portato anche dietro l'allora vicepresidente dell'assemblea, l'onorevole Di Mauro, che stava pure cadendo nei piedi della Villa del Sole, e abbiamo visto le condizioni in cui versava quel polmone della città. La villa andava chiusa perché gli alberi avevano preso il sopravvento, la pavimentazione era completamente diversa, e quindi da lì è iniziato un ragionamento, un percorso per cercare di capire dove reperire le risorse per permettere di rendere fruibile questa villa.
siamo riusciti dopo vari ragionamenti a realizzare un progetto di costruzione, più che di un asilo chiamerei polo dell'infanzia, perché oggi in realtà 2 giorni fa abbiamo fatto l'ultima delibera di giunta che ha permesso di mettere nero su bianco gli ultimi atti amministrativi, e quindi oggi vi ho portato anche la tavola del progetto definitivo, che costa di 4 milioni di euro, un primo stralcio sarà di 3 milioni e 3, un progetto che vede la realizzazione di un polo dell'infanzia al centro della villa, polo dell'infanzia che avrà delle caratteristiche di scuole moderne, e sicuramente ad Agrigento non esiste una scuola del genere. Il progettista è l'ingegnere Castaldo, che è esperto in scuole. È un lavoro fondamentale, è stato fatto anche dall'ingegnere Principato, assessore all'edilizia scolastica, che ringrazio pubblicamente, fino a ieri ha lavorato poi alla stesura del bando che verrà pubblicato a giorni. Questo polo dell'infanzia è qualcosa di meraviglioso perché viene fatto con dei materiali che sono dei materiali innovativi. Vi è all'interno un percorso visivo, in quanto la scuola sarà illuminata prevalentemente dalla luce solare, quindi avremo delle ampie vetrate, un percorso anche visivo nel senso che i bambini troveranno delle figure geometriche che li indirizzeranno nelle varie aule, ci sarà l'area per i lattanti, l'area per i semilattanti. All'interno vi sarà un isolamento acustico che riguarderà sia le stanze dell'interno sia la parte interna con l'esterno. Vi sarà un secondo finanziamento che verrà dalla giunta regionale, già decretato, di 600.000 euro, che poi verrà aggiunto a questo progetto, che servirà per il rifacimento dell'area verde. Quindi io sono fiero perché vado via lasciando poi alla città sicuramente un ricordo che rimarrà nel tempo. Brevemente, che esperienza è stata questa, assessore Vaccaro, anche da un punto di vista umano e anche politico? Allora, l'esperienza da un punto di vista umano sicuramente è un'esperienza che arricchisce. Devo dire che naturalmente vi sono delle difficoltà, perché dall'esterno sembra tutto facile. Il primo io potevo magari criticare le precedenti amministrazioni, poi quando uno si trova all'interno capisce che è tutto difficile, perché non è possibile. Se voi pensate che il comune di Agrigento ha 2 giardinieri, 2 di cui uno a 18 ore, allora ditemi come 2 giardinieri possono tenere le ville pulite. Non puoi fare assunzioni perché sei incatenato nei meccanismi del bilancio, quindi devi poi trovare quelle risorse, cercare di andare a vedere quali finanziamenti ci sono per andare a fare opere straordinarie, perché l'ordinario purtroppo è di difficile esecuzione, perché non ci sono i numeri. Se voi andate nella stanza di Avenia, un altro dirigente che ringrazio pubblicamente, Avenia ha 5-6 settori, è sommerso dalla gente che chiede informazioni, dalle continue emergenze, quindi purtroppo si lavora sempre in uno stato di emergenza. Però nonostante ciò devo dire che si è riusciti a sistemare qualcosina. Vedi Villarancio, vedi l'appalto ultimamente affidato 200.000 euro per il verde pubblico, con il quale si sta cercando di agire un po' a macchia di leopardo, andando ad intervenire nelle aree diciamo più critiche. È un'altra bomba che il comune si è trovato, perché ci siamo trovati da una gestione privata di un cimitero a una gestione totalmente comunale, perché sapete la storia che c'è dietro. Quindi sicuramente vi sono state delle difficoltà e vi sono a tutt'oggi. Devo dire che fino a ieri ho sentito il responsabile, l'architetto Lopresti, le salme attualmente in deposito sono all'incirca 45, quindi vanno sicuramente diminuendo. È ovvio che purtroppo i morti ci saranno e quindi le salme aumenteranno. Ora stiamo provvedendo alla realizzazione di ulteriori loculi, però non vi nascondo che non mi voglio sbilanciare, ma ci sono delle interlocuzioni importanti per realizzare un progetto di finanza, perché poi la svolta è quello, realizzare un progetto di finanza in modo da esternalizzare e dare in affidamento il cimitero con realizzazione di loculi e cappelle, perché poi lì a Piano Gatta vi è un problema. Vi è un'ampia zona da sminare, dove vi sono le mine della seconda guerra mondiale, quindi sicuramente è qualcosa che il comune oggi non è in grado di affrontare, quindi stiamo lavorando anche per dare in gestione all'esterno questo servizio. Sì, l'assessore Vaccaro qui accanto a me
oggi ha esternato il desiderio delle sue dimissioni, però non sono delle dimissioni sofferte, le dimissioni del dottore Vaccaro sono espressione di un grande senso di squadra. L'assessore Vaccaro fa parte della nostra squadra, l'assessore Vaccaro ama le sorti agrigentine, assolutamente non si sta mettendo di lato, ma sta soltanto passando il testimone a un altro futuro assessore per la continuazione di questo progetto che lui già aveva portato avanti, ma non solo questo progetto, tanti altri progetti, quindi io lo ringrazio per il suo lavoro che ha fatto e ringrazio anche veramente per quello che dicevo, per questo spirito di squadra che lo caratterizza. Ha lavorato tanto nonostante le difficoltà burocratiche ed economiche e del personale di questa amministrazione comunale, però purtroppo questo è quello che abbiamo ad Agrigento. Stiamo riuscendo un po' a cambiare le sorti della città, anche il raggiungimento dell'opportunità di Agrigento Capitale della Cultura 2025 ci sta dando una grande mano d'aiuto, abbiamo le porte aperte, quindi già parte dei finanziamenti il dottor Vaccaro è riuscito ad averli e già sul tavolino si vede quindi già il risultato. Penso che chi succederà a lui sarà altrettanto bravo e seguirà le sue orme. Siccità. Regione presenta piano di investimento per 2 miliardi a cabina di regia nazionale. Arturo Cantella. Interventi per oltre 2 miliardi sono stati richiesti dalla Regione Siciliana attraverso un piano di investimenti alla cabina di regia presieduta dal Ministro per le Infrastrutture Salvini, che si è insediata nei giorni scorsi per fare fronte alle emergenze previste dal cosiddetto decreto siccità. L'istanza, stilata dall'autorità di bacino su iniziativa del Presidente della Regione, è stata inviata al tavolo ministeriale e ha l'obiettivo di contrastare la carenza di risorse idriche, garantire un approvvigionamento stabile alla popolazione e far fronte alle eventuali criticità. Il piano consta di circa 334 interventi sparsi su tutto il territorio siciliano, di cui 88 già dotati di progetti esecutivi per complessivi 546 milioni di euro, quindi immediatamente cantierabili. Si tratta di interventi che per le loro caratteristiche sono ritenuti prioritari e strategici. Particolare attenzione va al recupero della capacità degli invasi, al potenziamento, al completamento ed interconnessione delle infrastrutture idriche, al loro adeguamento alle mutate necessità, all'aumento, alla resilienza dei sistemi idrici, alla riduzione, alle dispersioni, all'individuazione di fonti di approvvigionamento e all'efficientamento e al potenziamento dei potabilizzatori. Parallelamente l'autorità di bacino sta accelerando le procedure per l'approvazione dei piani di gestione degli invasi, condizione essenziale affinché possano essere tenute in considerazione le relative richieste di intervento. L'unica cosa certa è che un ordine del giorno che impegna il governo ad ascoltare, come abbiamo sempre chiesto, la città di Messina e anche di Villa San Giovanni era un atto, ritengo, dovuto. Probabilmente ci sarebbe dovuto essere un po' più coraggio, non dico nel far entrare nel CDA della società, non ci interessa questo, non ci interessano poltrone, l'ho sempre detto, ma avere un ruolo importante rispetto al fatto che il ponte dello Stretto di Messina ha un impatto fondamentale sulla città di Messina e anche di Villa San Giovanni. Vedremo un po' dopo, diciamo così, le fasi amministrative come il governo avrà intenzione di coinvolgere le città che comunque sono parte sostanziale di un progetto importante che deve essere portato avanti. La convinzione che il ponte sullo Stretto sia un'opera infrastrutturale fondamentale per tutto il meridione e anche di più c'è sempre stata. Probabilmente l'aggancio all'autonomia differenziata crea e sta creando e probabilmente creerà anche dei problemi che riguardano non tanto la costruzione ma la gestione di questa opera e di quelle compensative, quindi che il ponte sia un'infrastruttura fondamentale l'abbiamo sempre detto e non è questo il punto. Il tema è, l'ho sempre sostenuto, non sono due pilastri agganciati, appoggiati nel territorio, ma tutto quello che ne compete. Se ancora noi combattiamo con i problemi dei viadotti o il porto di Tremestieri, è chiaro che tutti questi ragionamenti, se non vanno a sistema e non vengono poi messi a pancia, diciamo così, a terra, avremo problemi. Quindi non è un problema di incertezza, piuttosto di più certezza su quello che si deve fare. Probabilmente, ripeto, il governo avrebbe dovuto dare un po' più di spinta sul ruolo di Messina e di Villa San Giovanni, soddisfatto nella misura in cui vediamo poi come andranno a essere collocati nella strategia complessiva.
Chiede ripetutamente i soldi alla madre per comprare droga e sigarette. A rifiuto di quest'ultima la aggredisce chiudendola addirittura a chiave in una stanza. Una brutta storia di violenza e tossicodipendenza che arriva direttamente dalla provincia di Agrigento. Protagonista è un ragazzo di 16 anni con problemi di droga. La madre, esasperata, ha trovato il coraggio di andare dalla polizia e denunciarlo. Il ragazzo era fuggito da una comunità dove si trovava per un percorso di recupero. Una volta rientrato in casa è ricominciato l'inferno. Al diniego della donna di fornirgli del denaro è andato in escandescenza con minacce e violenze. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche, l'OPI, in tandem con Omnia Congress, ha organizzato un appuntamento formativo dal titolo La scena del crimine, tecniche e strategie di intervento del soccorritore per la preservazione dello scenario. Salvatore Pantalena, segretario OPI, racconta la scena del crimine di Capaci, l'attentato della mafia contro Falcone. Vediamo. Scena del crimine. Abbiamo voluto con forza questo corso perché è un corso, un tema dove l'infermiere vive in prima persona, sia nei pronti soccorsi quando potrebbe arrivare una vittima, sia nelle scene di primo soccorso sui mezzi di soccorso. Io personalmente ho trovato interessante perché ricorda il 23 maggio di 31 anni fa che mi trovavo in servizio all'elisoccorso sulla base di Caltanissetta, dove ci ha portato a Capaci, che sappiamo quello che è successo. Una scena veramente drammatica che tutti conosciamo e che dovevamo stare attenti dove mettevamo le mani, i piedi e che cosa dovevamo fare. Quella sì è perché eravamo in contatto direttamente con le istituzioni, con le forze dell'ordine che ci davano anche delle direttive e anche noi dovevamo collaborare e quindi fare da tramite. Quando sono sceso dall'elicottero obiettivamente c'è stata una scena veramente drammatica. Mi sono sentito un ingranaggio di un sistema di tutti coloro che stavano cercando di capire quello che era successo. Spero che non ci siano più queste condizioni, non ci siano più queste scene, perché sono delle scene che ti rimangono dentro e tu che sei, tra virgolette, protagonista dell'emergenza ti lascia un brutto segnale. Allora, questo corso ci dà l'opportunità a chi giornalmente vive nel mondo della sanità e ci dà l'opportunità di collaborare, perché le vittime di violenza, gli incidenti stradali, tutto quello che attualmente viviamo tutti i giorni, di ragazzi che con una buca, se è una buca che ha fatto cadere, quindi sono delle scene dove noi dobbiamo dare l'opportunità alle forze dell'ordine di poter arrivare a quella che è la conclusione positiva dello scenario che ci troviamo. Oggi ennesima giornata di formazione riservata ai nostri colleghi, gli infermieri dell'OPI di Agrigento, con un altro bellissimo tema, importante tema che noi abbiamo scelto, appunto denominato la scena del crimine. Qualcuno potrebbe pensare che ci azzeccano gli infermieri con la scena del crimine, però invece dobbiamo ricordare che soprattutto gli infermieri che fanno emergenza a volte sono i primi ad arrivare su queste scene, e quindi la necessità di sapere come agire, di preservare quelle che sono, diciamo così, le dinamiche della scena, le prove, diventa fondamentale, ed è importante, diciamo, che gli infermieri sappiano in queste circostanze appunto come intervenire, nonostante, diciamo così, il nostro primo obiettivo è quello di dare il soccorso, l'eventuale soccorso, qualora ancora ecco, sia possibile assistere le persone vittime.
Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Jacopo Malluzzo, a conclusione del giudizio abbreviato, ha condannato a 4 anni di reclusione un quarantenne romeno residente a Favara, colpevole di aver staccato a morsi una parte del naso della compagna al culmine di una lite. La feroce aggressione sarebbe insorta dopo che l'uomo avrebbe sorpreso la donna, anche lei romena, in intimità con il figliastro. Il morso ha provocato alla donna uno sfregio al volto permanente. La pena, secondo codice, è prevista dagli 8 ai 14 anni. Il romeno però ha beneficiato delle attenuanti generiche e dello sconto di 1/3 della pena in ragione del giudizio abbreviato. Alla ricerca di liquidità per tamponare un sequestro che rischia di diventare una valanga per il servizio idrico di Palermo e i 47 comuni della provincia. L'indagine della Procura europea della Guardia di Finanza sulle presunte irregolarità sul prestito da 20 milioni della Banca di Investimenti Europei all'AMAP per rinnovare il disastroso sistema dei depuratori rischia di travolgere i conti dell'azienda di acqua e depurazione. Gli stipendi sono a rischio. L'AMAP, società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico nel capoluogo e in provincia, scrive al prefetto: il sequestro dei conti bancari impedisce il pagamento degli stipendi e l'erogazione di servizi essenziali. Sarebbero stati a conoscenza di tutto e nonostante le clausole del contratto per il mutuo da 20 milioni concesso dalla Banca Europea degli investimenti fossero ben chiare, si sarebbero ben guardati dal comunicare che la gestione dei depuratori e lo smaltimento dei fanghi da parte dell'AMAP era al centro di una indagine penale e non solo. I vertici dell'ex municipalizzata non avrebbero rispettato neppure la scadenza per comunicare gli stati di avanzamento dei lavori, anche quando ormai il GIP per Giorgio Morosini aveva disposto il 26 maggio del 2021 il commissariamento giudiziale di un ramo dell'azienda, avrebbero cercato di minimizzare. Per questo il GIP Angela Lopiparo, che ha disposto il sequestro dei 20 milioni concessi in prestito, parla nella sua ordinanza di condotta fraudolenta e omissiva tenuta da AMAP, che attraverso il mancato rispetto di una serie di obblighi di comunicazione previsti dal contratto si sarebbe assicurata il finanziamento a tasso agevolato. Il giudice non manca di mettere in evidenza come paradossalmente nel piano industriale 2017-2045 dell'ex municipalizzata presentato alla BEI per ottenere il beneficio si rimarca la particolare attenzione all'ambiente, parte sostanziale dell'attività aziendale, mettendo in pratica azioni volte alla tutela dell'ecosistema, al rispetto di questa preziosa risorsa, impedendo tra l'altro che i reflui siano sversati tal quali nell'ambiente circostante, tutto clamorosamente smentito dagli accertamenti effettuati e che sono sfociati nell'ordinanza di commissariamento. I PM della Procura europea Geri Ferrara ed Amelia Luise, che coordinano l'inchiesta della Guardia di Finanza, avevano chiesto per i 3 indagati anche l'interdizione dei pubblici uffici per 1 anno dell'amministratore unico di AMAP Alessandro Di Martino e del direttore generale Giuseppe Ragonese, nonché l'interdizione da uffici direttivi per lo stesso tempo a carico della precedente manager Maria Presti Giacomo, già assessore della Giunta Orlando, una richiesta che il giudice ha però respinto, ritenendo non attuale l'applicazione delle misure. Come emerge dall'ordinanza, l'inchiesta è partita proprio dalla segnalazione della Banca Europea per gli Investimenti, con la quale AMAP aveva concluso il contratto per il prestito milionario a tasso vantaggiosissimo. Per questo gli inquirenti sostengono che l'AMAP ha sottaciuto una serie di circostanze rilevanti sin dal periodo della sottosezione del prestito garantito, che avrebbero comportato l'impossibilità di concedere l'agevolazione medesima. E rileva ancora la Guardia di Finanza: AMAP non ha potuto presentare la prima relazione sullo stato di avanzamento del progetto nel termine del 15 gennaio 2019, come invece era previsto nel contratto con la BEI. Successivamente avrebbe comunicato lo stato di avanzamento dei lavori al 18 novembre 2020, limitandosi a mandare una mail inviata dal responsabile del settore amministrazione e finanza Gaetano Melucci e per conoscenza il direttore generale dell'AMAP.
Ci si concentra poi sul funzionamento del depuratore di acque reflue urbane di Balestrate e del depuratore di Palermo, Acqua dei Corsari, nonché sulle emissioni dirette del depuratore di Carini, del torrente Ciachea e del depuratore di Trappeto nel fiume Nocella. Veniva accertato, dicono gli investigatori, il malfunzionamento di quegli impianti e del complessivo ciclo di depurazione delle acque, e l'obiettivo sarebbe stato quello di far risparmiare oltre 1 miliardo per lo smaltimento di fanghi all'AMAP. Il riesame, pur riqualificando i reati, aveva comunque sottolineato come AMAP avesse dolosamente snaturato il regolare processo di depurazione cui gli impianti sono preposti e per il quale sono autorizzati ad operare. Premio Livatino AIA, il riconoscimento al primo fischietto donna Maria Sole Ferrieri Caputi. Si tratta di un riconoscimento assegnato dal Comitato Nazionale dell'AIA al migliore arbitro di calcio esordiente in Serie A, Irene Milisenda. Ritorna il premio Livatino, una grande manifestazione, un premio dato ad una donna. Che cosa rappresenta? Ma quello che volevamo rappresentare quando l'abbiamo istituito è lanciare un segnale di grande legalità, non solo sportiva ma anche e soprattutto sociale. Con gli anni l'evento è cresciuto, sta continuando a crescere, sempre più istituzioni e partners istituzionali e non solo ci affiancano in questo percorso e siamo veramente felicissimi e contenti di poter dare al nostro territorio, non solo al nostro territorio, un messaggio, un grande messaggio di legalità. La prima volta nella storia che la nostra Serie A ha un arbitro donna a dirigere una gara, delle gare di calcio di uomini. Ecco, il premio Livatino quest'anno si colora di rosa, ma a prescindere da uomo o donna, noi premiamo l'arbitro che si è contraddistinto per valori tecnici e comportamentali. La Maria Sole Caputi Ferrieri rappresenta esattamente questo tipo di profilo. Ecco, appunto, c'è tanto ancora da fare per quanto riguarda la violenza negli stadi. Ecco, qual è il messaggio che vuole lanciare soprattutto per i giovani? Eventi come questo servono a dare proprio questo tipo di messaggi. Il calcio, lo sport deve essere divertimento e non violenza. Chi ancora si ostina a scambiare le due cose deve essere isolato. Ecco, messaggi come quelli di oggi dimostrano che lo sport è tutt'altra cosa. La prima donna arbitro in Italia riceve un premio prestigioso, Giada Canigatti, il premio Livatino. Che cosa rappresenta? Un grande onore ricevere questo premio. Livatino incarnava tanti dei valori che guidano anche la nostra associazione e per me è comunque frutto di ispirazione ed è un onore prendere questo premio dopo tanti colleghi che prima di me l'hanno preso e poi hanno fatto una carriera di alto livello. Un messaggio che vuoi lanciare? Di non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà che si possono incontrare lungo il percorso, che sicuramente il percorso non sarà lineare, sarà pieno di difficoltà, ma che gli ostacoli con il lavoro e l'impegno si possono superare. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Calcio eccellenza Gaetano Catalano confermato alla guida tecnica della Pro Favara, Giuseppe Moscato. Gaetano Catalano guiderà la Pro Favara anche nella prossima stagione nel campionato di eccellenza Girone A. Mister Catalano gode della fiducia della società che gli ha riconfermato l'incarico. Ha fatto benissimo nella stagione appena trascorsa, terzo posto in campionato, disputa dei play-off, perse con l'Enna, con una squadra che gli è stata vicino e che ha dato delle grandi soddisfazioni alla città. Soddisfazioni che dovrebbero continuare anche per il prossimo anno. La società infatti non ne nasconde le velleità di conquistare la Serie D. Lo hanno detto chiaramente il presidente Rino Castronovo, il suo vice Salvatore Marrone e tutti gli altri dirigenti compatti nel cercare di dare a Favara un posto d'onore nella categoria superiore. Il già riconfermato direttore sportivo Tino Longo si è messo già al lavoro per cercare di formare uno spogliatoio veramente importante e unito. Saranno naturalmente riconfermate le pedine fondamentali della Pro Favara che ben ha figurato nello scorso campionato, con l'innesto di altri elementi che potranno dare la spinta in più. Gaetano Catalano si è detto soddisfatto della fiducia
che gli hanno accordato, dicendo che a Favara si è trovato subito benissimo, con un grande rapporto con la società, con i giocatori e con il fantastico pubblico, soprattutto gli ultras che hanno seguito la squadra anche in tutte le trasferte. Intanto lo stadio comunale Bruccoleri di Favara inizia i lavori di ristrutturazione con gli spogliatoi, ma anche con dei campetti e delle strutture complementari che arricchiranno l'offerta dell'importante impianto sportivo di Favara. Nei prossimi giorni la società, unitamente all'allenatore e al direttore sportivo, si presenteranno ancora alla città e al pubblico per ufficializzare le intenzioni di fare un campionato al vertice e conquistare la Serie D. Ancora calcio, terza categoria, i prossimi incontri e la classifica con Carmelo Lentini. Ultimo turno di campionato di terza categoria che domenica scorsa si è dovuto fermare a causa dell'allerta meteo. La locale FIGC, venendo incontro alle tante richieste delle varie società, dove la criticità era molto alta, ha preferito sospendere tutto e rinviare a questa domenica 28 maggio. In campo ci saranno i seguenti incontri: Bovo Marina Montallegro e Gattopardo, Atena Cenciana, Atletico Licata Eraclea Mio, Acamicos Real Canicati, Quisquinese Burge Ribera Atletico Real Monte, River Plata Xar. Ad un turno dalla fine del campionato la classifica si presenta così per quanto riguarda i primi posti e la griglia playoff: Ribera 64 punti, segue Burge 58, Bovo Marina Montalegro 54, Cenciana 51, Gattopardo 49 e River Platani 48. Praticamente, se dovesse finire così oggi, gli accoppiamenti nei playoff prevederebbero Burgio Gattopardo e Bovo Marina Montallegro Cenciana. Ancora nulla di definito, ma i risultati dell'ultima giornata potrebbero proporre dei playoff a 3, con 2 che vanno a spareggiare e con la vincente che andrebbe in finale contro il Burgio, seconda classificata. A proposito di quest'ultima, nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo fondocampo in erba sintetica di ultima generazione. Dopo mesi di lavoro, finalmente la struttura è disponibile. Per inaugurare il nuovo campo si è svolto un amichevole con lo Sciacca. Presenti, oltre alle autorità civili, anche il presidente della FIGC di Agrigento, professore Angelo Caramanno. Ma la delegazione provinciale di Agrigento della LND, e nel ricordare il collega amico Tonino Butera, ha istituito e organizzato per questa stagione sportiva il torneo Memorial dedicato proprio a Tonino Butera, che ci ha lasciati prematuramente. La festa finale del Memorial verrà disputata presso il campo comunale Totorusso di Aragona. In semifinale accedono le prime 2 classificate di ogni girone, secondo i seguenti accoppiamenti. Nella prima semifinale la prima classificata del girone A affronterà la seconda classificata del girone B. Semifinale seconda, la prima classificata del girone B affronterà la seconda classificata del girone A. La gara unica da 2 tempi di 45 minuti ciascuno verrà disputata sul campo della società prima classificata nel rispettivo girone. In caso di parità, dopo i tempi supplementari, saranno disputati 2 tempi di 15 minuti ciascuno e in caso di ulteriore pareggio accederà in finale la società prima classificata nel girone. Ma vediamo quali sono questi 2 semifinali che si giocheranno questo sabato a partire dalle 17:30 e dalle ore 16. La prima semifinale vedrà il Città Ribera affrontare il Favara Academy Favara Academy appunto questo sabato a partire dalle ore 17:30, e partita che si disputerà al campo comunale Parisi Corso di Ribera. La seconda semifinale vedrà di fronte Santa Sofia Calcio Atena. La partita invece avrà inizio alle ore 16 al campo comunale Saporito di Licata. L'attore empedoclino Giugiù Gramaglia sul set della fiction Mediaset Sabbia Nera, che sarà trasmessa nel 2024 su Canale 5. La serie è dedicata al personaggio del vicequestore
Vanina Guarrasi avrà il volto dell'attrice ed ex Miss Italia di Menfi, Giusy Buscemi. Previsti 4 episodi. Per me, ha detto Gramaglia, è molto gratificante essere inserito in un progetto televisivo di tale importanza. Questo mi ripaga di tanti spostamenti fuori sede per provini inarrivabili. Ancora oggi mi metto in gioco in un mondo di professionisti di altissimo livello, conclude. Subito dopo il telegiornale potrete seguire la rubrica Mestiere Artigiano in collaborazione con Confartigianato Agrigento. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi. Buon weekend, a presto.